Con le dimissioni di Draghi, l'ipotesi elezioni anticipate a settembre, l'uscita da Forza Italia di nomi storici con il ministro veneziano Renato Brunetta, Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna che pare seguirli, il Partito Democratico con l'eurodeputata veneta Alessandra Moretti, oggi a Mestre, tira le somme e apre le porte a quanti tra loro decidessero di entrare tra le file del PD per creare un nuovo centro moderato e riformista, dice. Un centro moderato, un centro riformista come quello appunto rappresentato da chi ha lasciato Forza Italia, amareggiato perché Forza Italia in questo modo ha, diciamo così, tradito i valori liberali, porte aperte a queste persone se vogliono fare un'attività politica seria e un'attività di governo come hanno sempre svolto. Io penso che il Partito Democratico debba essere un partito che tiene aperte le porte appunto a chi ha questa visione dell'Italia e dell'Europa. A lanciare la stoccata il senatore veneziano Andrea Ferrazzi, parlando di pochezza e stoltezza di 5 Stelle, Lega e Forza Italia che hanno prodotto un danno inimmaginabile al nostro paese. L'assist fornito da Conte è stato colto al volo da Salvini e Berlusconi, che non vedevano l'ora di mandare a casa Draghi, dice, affidandosi a un comunicato. Voglio vedere come faranno a presentarsi gli imprenditori che ogni mattina lottano per le loro imprese, ai ceti più in difficoltà che non arrivano a fine mese, ai sindaci che rischiano di perdere i miliardi del PNRR, prosegue sempre Ferrazzi, con la Moretti che gli fa eco e incalza sul fronte reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza così come è fatto non funziona e fa male all'Italia e agli italiani. Io credo che andava corretto, così come il governo Draghi voleva fare. Irresponsabile il commento in estrema sintesi della Moretti verso chi ha fatto cadere il governo. Che oggi si chiama Centrodestra e Movimento 5 Stelle se ne assumeranno la responsabilità davanti agli italiani.